Intanto vi presento gli ospiti, Paolo Pizzolato di Prima il Veneto. Grazie direttore. Buonasera Pizzolato. Paolo Pizzolato, qual è anche la lettura di questi fatti, no? Dove, ripeto, sono circostanze in cui è difficile prendere le parti dell'uno o dell'altro, che poi nelle guerre purtroppo siamo tutti vittime, ci sono morti e feriti dall'una e dall'altra parte. È fatica a parlare di un argomento del genere, perché sembra di parlare di due squadre di calcio dove ognuno prende la propria posizione nei confronti di ogni singola squadra. Se tutto è iniziato il 7 ottobre, purtroppo adesso, se sta continuando, qualche motivo c'è. Innanzitutto bisogna considerare che nel periodo in cui i palestinesi hanno permesso ad Hamas che potesse fare della loro terra quello che volevano, hanno una minima parte di colpa per ciò che è stato fatto, per ciò che è stato costruito nel corso degli anni, che è stato questo mini esercito sotterraneo, questi topi di fogna che poi hanno invaso, hanno provocato gli eventi del 7 ottobre e logicamente c'è stata la rivalsa da parte di un paese potente, da parte di un paese che è militarizzato, da parte di un paese completamente sconcertato che vuole cancellare completamente Hamas, sapendo che Hamas insiste ancora nei sotterranei della Palestina in mezzo ai palestinesi stessi. È logico che questo sintomo, questa voglia di vendetta esista ancora da parte degli israeliani e da parte di Netanyahu. Sono d'accordo con la manifestazione, diciamo, pro-palestina che si svolge a Venezia, però fare in maniera che vengano utilizzati questi eventi per fare manifestazioni per la Palestina, per l'Ucraina, per tutto quello che va, mi sconcerta, perché sinceramente non capisco mai perché gli italiani o anche gente che provengono da altre regioni oltre al Veneto non scendono mai in piazza per altre motivazioni, per la mancanza del posto di lavoro, per la mancanza di soldi ai pensionati, per la mancanza della precarietà che ci sono in certi argomenti relativi a quello che è la sanità o altri. Per cui vedere questa manifestazione che è fatta per la Palestina, vedere questi argomenti che vengono messi lì sul tavolo, sinceramente mi sconcerta e mi crea sempre una certa preoccupazione, perché dico, ma gli italiani che tipologia di testa hanno che non intervengono mai per loro stessi? Poi l'ultimo passaggio mi dispiace, un po' pesante, non sono più capace di sentire parlare la Meloni. È una bugiarda seriale, anche se piace ai telespettatori, a qualcuno che mi sta sentendo che non è favorevole a quello che sto dicendo. Non ho mai sentito una donna in Italia per la prima volta capo del governo che dica così tante bugie. Era più facile che sentire un uomo che dicesse certe bugie, ma non questa signora che parla a vanvera senza sapere alcuni dati, senza sapere come vanno le cose politicamente ma anche economicamente, che sta imbruttendo questo paese, e che si permetta di dire qualcosa quando il governo attuale non ha mai fatto assolutamente nulla per cercare di fare in maniera che Palestina e Israele si parlino, Netanyahu o i capi di Hamas scendano a un compromesso. Io sento parlare tante volte Tajani, che sembra sia quello che ha la soluzione di tutto ed è l'uomo del nulla, che non dice mai niente ogni volta che viene intervistato, e questa è una cosa che fa rabbia a me e al mio movimento, sapere che non si riesce, un paese che è industrializzato, un paese come l'Italia che potrebbe mettere, diciamo, la parola fine a tante cose, non contare assolutamente nulla nel campo internazionale perché non si sa come fare. E l'ultimo piccolo passaggio, come ho detto circa 20 giorni fa quando ero qui, ricordatevi sempre che Israele, ripeto, è la cassaforte degli Stati Uniti, per cui è difficile toccare uno Stato del genere quando si hanno la potenzialità, i soldi, i carri armati per poter affrontare qualsiasi tipo. Voi vedete che loro bombardano dappertutto, non hanno paura di nulla e di nessuno, perché sanno che a livello internazionale, non dico sono intoccabili, ma c'è gente che li difende. Vorrei vedere se qualcuno entra diciamo, in guerra contro Israele, chi si mette a difendere Israele, quello che fa paura. Il problema è che Israele non guarda in faccia a nessuno, vuole vendicarsi del 7 di ottobre e passa sopra tutto e sopra tutti. I rapporti tra questi stati sono sempre molto tesi e poco propensi, diciamo, al venirsi incontro l'uno all'altro. Allora, Paolo Pizzolato, poi passeremo anche a un altro teatro di guerra, che è quello tra Mosca e Kiev, e l'Europa che si domanda se bisognerà mandare delle truppe europee a combattere al fianco dell'Ucraina. La Francia e la Germania sarebbero di questo parere, l'Italia ha detto di no, ha ribadito il no l'altro giorno con la stessa Meloni e con Tajani. Pizzolato. È la guerra della vergogna, secondo me, la guerra della vergogna.
Innanzitutto bisognerebbe fare anche un po' di storicità per fare in maniera che gli italiani capiscano anche come è successa la guerra in Ucraina. Un paese che non c'entrava nulla con l'Europa, un paese che non c'entrava nulla con noi, dove adesso stiamo spendendo tutte le risorse che avevamo a disposizione, che vengono messe a disposizione degli ucraini anziché degli italiani. Va bene, fatta questa premessa, com'è possibile che l'Europa, un'Europa che sta facendo la 19ª sanzione nei confronti della Russia e che si è svuotata completamente di denaro, di risorse, di mezzi meccanici, di tutto quello che poteva avere a disposizione anche a livello di arsenali, possa andare ancora avanti, cercare di fare in maniera di aiutare l'Ucraina quando si sa che Trump sta cercando di fare di tutto per bloccare tutto questo. Noi siamo lì che fomentiamo la guerra, l'America sta cercando di fare un po' di quello che è la sua parte per cercare di fare in maniera di stabilizzare completamente tutto quanto, di cessare tutto. O non capiamo niente o abbiamo dei gestori, dei gerarchi che veramente ci stanno portando verso una guerra. Io provengo da una famiglia molto molto vecchia di Mira e ho ancora i miei fratelli Orlando di 88 anni e Giorgio di 86 che si ricordano perfettamente quando c'era la guerra, quando passava Pippo, quando mitragliava, quando buttava le bombe. Qui dentro forse nessuno di noi ha visto queste cose. Io le sento raccontare da loro, le sentivo raccontare da mamma e papà, ma le sento ancora da loro che sono vivi, ma che sono anche splendidi a livello di attività, perché sono ancora tante attività, non sono persone di 80 anni che sono finite, raccontano ancora i minimi dettagli, per cui è bello da sentire queste cose. Se la gente non ricorda più cosa è successo 80 anni fa, perché ripeto i miei fratelli avevano 8 anni e 6 anni e si ricordano perfettamente queste cose, vuol dire che non c'è più assolutamente nessuna razionalità all'interno di questo paese, vuol dire che c'è gente che ha la testa completamente persa, perché pensare di sperperare miliardi per andare a finanziare... Allora, quando in Ucraina è nata la guerra, è successa la guerra, c'era la famiglia Biden che stava investendo tutto quello che poteva all'interno di quel paese lì. Risorse, il figlio, il papà, avevano svuotato completamente tutto quanto. Quello che è successo dopo, lo sappiamo perfettamente tutti, sapete perché adesso Trump sta mettendo le gabelle, chiamiamolo così, le gabelle nei confronti dell'Europa? Perché deve cercare di recuperare due cose essenziali. Uno, tutte le cose, tutti i soldi che avevano sperperato i Biden per investire in Ucraina. Due, recuperare il costo delle armi, perché logicamente l'America ha tante armi, ma aveva iniziato un po' a svuotare gli arsenali per dare una mano all'Ucraina, una cosa che non c'entrava assolutamente nulla. Cosa è che sta facendo? Si sta rifacendo nei confronti dell'Europa e noi, teste da battipali, perché si dice così a Venezia, stiamo facendo in maniera di poter fomentare e alimentare ancora di più questa guerra, mentre ci sono altre persone, altri stati che stanno cercando di porre fine, di portare la pace in questo paese. Cioè, forse c'è qualcosa che non va nei nostri governanti o in quelli che votiamo, perché guardate che quando andiamo all'interno della cabina elettorale bisogna cercare di fare in maniera che la gente italiana capisca cosa sta succedendo in questo momento, capisca che lo Stato... Abbiamo un PIL che soprattutto in questi giorni, oggi sono arrivate le direttive da parte della Banca d'Italia, le comunicazioni da parte d'Italia, è uno sfascello totale, un meno 1,9 a livello di prodotto interno lordo, finanze che vanno di qua e di là, la Riviera del Brenta col settore calzaturiero meno 8,9%, a livello italiano, cioè nazionale, e ci stiamo preoccupando di capire se dobbiamo mandare soldati in Ucraina o infrazioni gli inglesi, cioè c'è qualcuno che è fuori di testa, guardate che quando andate a votare c'è qualcosa che non va nelle teste degli italiani, o vi date una regolata oppure non serve più che io dica queste cose perché vuol dire che non si capisce il mio messaggio. Paolo Pizzolato lavora nelle banche da tanti anni, è così, cioè lei, questa economia come sta andando? Ricordo, faccio una piccola premessa, ricordo 3 settimane fa quando sono stato qui l'ultima volta che avevo raccontato quell'aneddoto delle famose famiglie che vengono a farsi il prestito di 1.000-1.500 euro per andare in ferie perché devono andare in ferie, devono far vedere al vicino che vanno in ferie con un rimborso 50 euro mensili e quando arriva la prima bolletta a ottobre-novembre non riescono più a pagare la bolletta, per cui non rientrano più dalla rata che noi abbiamo fatto a livello di prestiti, pagano le bollette, si inchioda completamente tutto e vanno a sofferenza. A ogni modo, il 25 di luglio dice l'Istat qual è la situazione economica italiana. A marzo si sono persi, dicono, 16.000 posti di lavoro rispetto a febbraio, altro che aumento dei posti di lavoro. Con squilibri evidenti, 28.000 donne in meno occupate, soprattutto questo, e soprattutto le persone giovani occupate dai 25 ai 34 anni, un vero crollo, meno 23.000 posti di lavoro. Qual è il problema?
Il problema è che sta aumentando il lavoro per quelli che hanno più di 50 anni, sta diminuendo completamente da quelli che hanno 25 e 35 e soprattutto tante donne stanno perdendo il posto di lavoro. Una cosa che politicamente è sbagliata, perché non esiste a livello nazionale un vero e proprio piano strategico industriale per permettere invece ai giovani di trovare posto di lavoro. Quando noi ci lamentiamo che i giovani vanno via perché vanno in Inghilterra di qua e di là, l'Inghilterra l'anno scorso, i dati sono venuti fuori proprio a marzo di quest'anno, ha fatto un più 3,9% di prodotto interno lordo. Il nostro oggi, in questo momento, è a meno 1,9%. Noi stiamo perdendo posti di lavoro, non che sono stati fatti, o meglio, i posti di lavoro nuovi che vengono fatti sono tutti posti che vengono rinnovati, fatti a tempo determinato, oppure posti provvisori che durano un mese, 2, 3. A tempo indeterminato sono stati rinnovati il 3%, e la cosa più brutta che abbiamo è che sono tutti i contratti che sono scaduti e che non vengono rinnovati. Per poi passare al discorso economico, quest'anno abbiamo visto un calo all'interno delle spiagge, è venuto fuori tutto quel marasma, spiagge sì, spiagge no, la gente che non mangia, che mangia all'interno delle spiagge invece di andare al ristorantino. Abbiamo avuto nel corso degli ultimi 2 anni un meno 7,9% degli stipendi, perché anche quando vengono rinnovati gli stipendi non vengono più rinnovati per cercare di far bene di coprire l'inflazione o cose di questo genere. La spesa del carrello, l'inflazione scopre da tanti anni quelle che sono le problematiche degli stipendi. Abbiamo stipendi da fame, questa è la verità. Ecco, un'ultima cosa. Io sono stato in vacanza, ho fatto un po' di vacanze di qua e di là perché potevo quest'anno permettermi, l'anno scorso non ero mai andato in vacanza. Nel Salento, le Maldive italiane, prima fila, 2 lettini, un ombrellone, 95 euro. A Jesolo i soliti classici prezzi, io vado a Sottomarina al Tropical e pago 18 euro un ombrellone e 2 lettini. Sono stato in Croazia, 1330 euro per una vacanza di 8 giorni, mezza pensione, parcheggio 1,50 euro al giorno, ombrellone e 2 lettini 24 euro, 8 euro al pezzo fissi, dappertutto. Non c'è la differenza fra essere in Istria, non c'è la differenza essere a Dubrovnik, dappertutto quel prezzo lì. Ho fatto 3 giorni in Albania, dove lì ci sono gli italiani che si stanno sfogando e stanno cercando di portare a casa tutto quello che possono a livello di ricavi, però nella parte alta dell'Albania, quella che guarda verso Dubrovnik ad esempio, i prezzi sono veramente inferiori, proprio ancora da pipa di tabacco, come si può dire. Dall'altra parte ci sono gli italiani che stanno dettando legge e anche lì secondo me ne risentiranno. Praticamente è un'economia un po' smorta che ha bisogno di trovare un qualcosa per poter accelerare, per poter ritornare a essere viva. Però guardate che quest'anno chi dice che è andato bene, a parte la montagna che sta andando più che decentemente, al mare e nelle zone marittime, guardate che è stato un crollo totale, che non mi venga qualcuno a dire che quest'anno è stata una cosa eccezionale. E soprattutto, piccolo ultimo aneddoto, una cosa che capita e che l'anno prossimo vedremo più. Abbiamo preso il vizio di prenotare gli ombrelloni e gli sdrai all'interno del bagno nel quale siamo abituati ad andare, tutti contenti perché ci prenotiamo l'ombrellone una settimana prima fila, seconda fila. L'anno prossimo probabilmente non vedremo più una cosa del genere, perché nessuno ha ancora capito, nessuno ancora sa questa cosa. Cos'è successo? È successo che con tutte le prenotazioni la Guardia di Finanza è andata a fare i conti in tasca ai bagni e ha detto: tante prenotazioni, tanti soldi di incasso, mentre prima quando andavi lì pagavi, nessuno ti faceva lo scontrino, nessuno batteva cassa e la cosa in nero e logicamente sopravviveva. E qui in studio Paolo Pizzolato, prima Grazie, Veneto. Editore. Buonanotte a tutti. Buon lavoro, grazie.